Ancora sangue sulle strade padovane, due auto si sono scontrate in maniera violentissima lungo la Monselice Mare all'altezza dell'incrocio con via Pozzonovo. La dinamica esatta dello scontro è ancora in fase di accertamento, sembrerebbe che all'origine dello schianto ci sia una mancata precedenza. Un Audi A5 è finita capovolta fuori strada dopo aver impattato contro una Panda. Quest'ultima ne è uscita completamente distrutta, accartocciata su se stessa, e per il suo conducente, un 81enne, non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate durante l'impatto. Ci sono volute 2 ore per estrarre il corpo dalle lamiere. Trasportato all'ospedale di Schiavonia invece il conducente dell'Audi, un giovane di 24 anni, ferito in maniera grave. Sul posto sono intervenuti prontamente polizia locale, vigili del fuoco, i tecnici di Veneto Strade e i sanitari con l'elisoccorso, oltre ai carabinieri che hanno eseguito i rilievi e coordinato la viabilità. Traffico congestionato lungo la Monselice Mare che durante le operazioni di messa in sicurezza è stata temporaneamente chiusa in entrambi i sensi di marcia.